Questa domanda del con cosa posso sostituire, le industrie alimentari ve l'hanno risposta alla grande, perché vi hanno creato tutta una serie di alimenti che non sono alimenti, sono zero calorie, proteico, vi danno esattamente quello che volete per sostituire. Non c'è sostituire, c'è rieducarvi agli alimenti che realmente dovremmo consumare, quindi non sempre c'è il sostituire. Se una persona fuma e il fumo fa male, deve smettere di fumare. Invece, anche lì vi hanno creato le sigarette elettroniche che voi pensate che siano innocue, ovviamente innocue non sono, semplicemente non si sa ancora che danni recano, anche se qualcosa in giro si inizia a vedere, o meglio io l'ho visto, ma le persone che se la fumano sicuramente no, quindi dovete rieducarvi a un certo tipo di alimenti e stop. Fine.